sono le banche radicate nel territorio, fatte di persone, di soci e di valori. E se i giovani sono l'investimento più importante per il credito cooperativo, anche il riconoscimento dei valori di costanza, fedeltà, spirito di appartenenza resta fondamentale. Questo vale per i piccoli progetti del singolo socio, ma anche per i progetti destinati a diventare grandi nel tempo. E i soci, quelli cosiddetti storici delle BCC venete, possono testimoniarlo. Gli anni dopoguerra ho cominciato la mia avventura, però dopo la guerra c'era bisogno di tutto, allora era facile anche fermarsi perché c'era bisogno di jeans, di scarpe, di biciclette, di tutto, e forse che era bisogno anche di tortellini, allora ho cominciato con i tortellini, però al giorno d'oggi è un po' più difficile perché non c'è più bisogno di niente, perché abbiamo tutto, noi esportiamo quasi il 70%, dunque siamo nel settore dell'agricoltura specialmente, e noi come pastificio abbiamo delle grandi soddisfazioni sia in Francia, pensa che la Francia, che le diremo il dei chef meravigliosi, noi siamo leader del mercato e siamo a Chicago e siamo quasi leader del mercato negli Stati Uniti. In 5-6 anni abbiamo fatto un fatturato veramente interessante. Ecco perché le BCC hanno a cuore i valori di fondo che appartengono alla loro storia e sanno riconoscere e valorizzare i loro soci più fedeli, ovvero quelli che da molti anni condividono con la loro banca un percorso di crescita, di collaborazione, di supporto. Presidente, l'importanza della fedeltà dei soci ad un progetto di banca di credito cooperativo nel territorio, ha ancora senso parlarne? Guardi, è la chiave del nostro mondo, noi l'abbiamo visto stasera. Banca di Verona è una banca che lavora sostanzialmente con i propri soci, i nostri clienti sono i soci, sono il centro della banca e abbiamo avuto una testimonianza fantastica di fedeltà, di fidelizzazione. Stasera abbiamo premiato soci che sono con noi da 50 anni. La festa di stasera, anche se vogliamo molto popolare, è l'esempio di come, se perdiamo questo riferimento come mondo, perdiamo la banca, e quindi credo che sia il vero investimento che dobbiamo fare, anche immaginando di cominciare a lavorare su soci giovani. Sicuramente questo è un percorso di lavoro molto importante. Ancora senso parlare di quei valori tipici della cooperazione, della mutualità, della socialità che abbiamo ben visto rappresentati stasera? Sì, certo che ha valore, tant'è che io ho detto che la grande sfida non è fare un gruppo forte, ma è fare un gruppo forte mantenendo tutti i valori che abbiamo adesso. D'altra parte noi da sempre abbiamo un simbolo che è il melograno, no? Il melograno cos'è? Un frutto che all'interno ha tante microsfere, neanche tanto micro perché le vediamo, quindi se consideriamo che le sfere che stanno all'interno, i semi che stanno all'interno del melograno, ognuno di loro rappresenta una BCC, tutte assieme danno sostanza al frutto e vediamo la capogruppo come il frutto nella sua interezza, che non annulla la capacità di ognuno di operare come sempre, ma rafforza questa capacità e li tiene insieme in maniera garantita reciprocamente e riesce a fare quelle cose che singolarmente i semi non potrebbero fare. 45 anni e più di storia insieme alla propria BCC è un bel traguardo per quei 23 soci BCC che rappresentano tutti gli altri. Sono onorato di aver ricevuto questo premio e proseguo quello che aveva fatto mio padre, che è stato socio, uno dei primi soci fondatori della banca, ed io ho proseguito perché la banca è proprio la mia banca, la mia famiglia, mi trovo bene. Cos'è che lei si aspetta dalla sua banca per il futuro? Si aspetta che segua le persone e che i clienti non diventino un numero, perché mi sembra che la società ci sta portando verso dei numeri, invece per me è ancora molto importante le persone.